ne abbiamo già dette di cose, però a questo punto l'unica cosa che vi chiederei un attimo di concentrazione e un applauso perché stanno per essere sul palco, anzi sono già sul palco e stanno per suonare l'Impero del Male.
L'impero del male, ma quindi io adesso se ti parlo tu mi rispondi sempre con vocoder stasera, hai inserito, vabbè, ci sta, che è giusto, cioè. No, ma mi piace moltissimo come cosa. No, è eccezionale perché sembra di parlare con una personalità multipla, diciamo, perché armonizzando diventa un po' difficile la comprensione, ma tanto io sono abituato perché tanto ormai diciamo l'orecchio un po' duro. E questo era il primo brano che abbiamo ascoltato, questa suite diciamo di questo film che non c'è, come abbiamo prima raccontato. Immagino che fosse insomma, il momento in cui presentavate il protagonista, che se non ricordo male questo coniglio dalle orecchie bianche, no? Sì, questo è un episodio un po' particolare perché parla di hikikomori, che sono quelli che si rinchiudono a vivere all'interno magari della loro stanza, solamente comunicando con macchinari elettronici verso il mondo, su internet. Esiste anche una comunità qua in Italia di hikikomori, è un fenomeno nato in Giappone ma che esiste anche qua. Diciamo sono degli internauti di clausura, cioè, sì, esatto, come degli eremiti, infatti è affascinante il loro aspetto da eremita, però insomma certo qualcuno deve badare a loro in ogni caso. È chiaro. Adesso invece penetriamo dove andiamo a finire ancora più? Questa si chiama L'ultima volta ed è il brano che diciamo idealmente conclude la storia di questo personaggio, però non svegliamo niente perché non vogliamo spoilerare, tanto diciamo poi nessuno lo sentirà. Vabbè, adesso tu non partire così, non è che non c'è nessuno qua stasera, scusa, fatevi sentire quanti siamo, guarda che stasera ce n'è. Io capisco che ti piace i like, le cose, però questo.
Me lo devo campionare anch'io adesso questo, grazie, così vorrei usarlo. Senti, quindi diciamo abbiamo la possibilità di ascoltare ancora un brano da questo lavoro che state. Se volete sì, possiamo ancora ascoltare. Cioè, io direi che un brano lo vogliamo. A questo punto abbiamo già sentito il finale, credo che arriveremo in un brano mediano. Facciamo Notte di Morti Viventi, si chiama. Ah, così, una cosa festosa, diciamo, vogliamo ricordarlo. È chiaro. Allora, se ce la ricordiamo, perché la facevamo un po' di anni fa, adesso. Ah, va bene, va bene. E questa è la Notte dei Morti Viventi. Un brano vecchio. Vi portiamo. Sì, rinfrescati. Notte di morti viventi, questa 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 notte di
questa notte di morti viventi, per questa notte di morti viventi. Non ci sono più, se chiudi gli occhi, mentre fantasmosi tu, ora ricordi, e non ti ricordi più, pochi sguardi, e poi non distingui più, e ti sai di me, mentre fantasmosi tu. Ora ricordi, chissà Grazie all'impero del male, grazie all'impero del male. Thank you very much. A prestissimo, tante belle cose.
Siamo arrivati alla fine, ringraziamo chiaramente anche le altri band, gli altri artisti, Zagara, un applauso anche per gli Psycho Killer, per Fusaro, per Sergio Olivato la parte tecnica, Danilo Samai, Daniela Trebbi per quanto riguarda tutta la crew di CortoCorto. Vi diamo appuntamento la prossima settimana sempre qui al Lab per un'altra puntata del Salotto di Mao, sarà diciamo sotto il tema del grande stile, tante belle cose, ma andiamo alla sigla Sergione, siamo pronti? Sigla! CortoCorto. 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 CortoCorto.